Terza corsa sono di scena di nuovo i Gentleman in una prova per 5 e 6 anni. In 8 al via 1 Cabras di Casei, 2 Crown Stecca, 3 Cosmos del Ronco, 4 Bomber B, 5 Chames dei Greppi, 6 Black Fire Horse, in seconda fila 7 Big Simo, 8 Capitan De Gleris. Autostart che accelera e li lascia con il tentativo da parte di Bomber B di scavalcare quelli all'interno. Prova a insistere Bomber all'imbocco della prima curva. Cabras di Casei cerca di difendere lo steccato, ma è passato Bomber B, che ha preso partenza al fulmicotone dal 4 e si trova ora al comando. In seconda posizione Cabras di Casei, in terza Crown Stecca, 14,7 per i primi 200 metri di corsa. Allo scoperto c'è Cosmos del Ronco che prova a puntare in avanti, trova un anticipo al millimetro da parte di Crown Stecca, che si scopre dopo 400 metri in 32. Bomber B al comando, Crown Stecca di fuori, allo steccato Cabras di Casei, in seconda pariglia all'esterno c'è Cosmos del Ronco che precede Capitan De Gleris, poi allo steccato Big Simo avanti a Chames dei Greppi, alla retroguardia Black Fire Horse. 45,6 per i primi 600 metri di corsa, con Bomber B al comando. Attacca all'esterno Crown Stecca che tende a passare dopo 800 metri di corsi in un minuto. Sbaglia Bomber B e così al comando Crown Stecca, seguito da Cosmos del Ronco e da Capitan De Gleris, che non riesce però a scendere allo steccato per la presenza di Cabras di Casei, quindi Chames dei Greppi. Insiste a largo allora Capitan De Gleris, che ha un'incertezza sull'anticipo di Cosmos del Ronco, che va accanto a Crown Stecca quando siamo a 400 metri dalla conclusione, 1,33 di miglio. Insiste Cosmos del Ronco all'attacco di Crown Stecca, che si difende allo steccato, alla corda Cabras di Casei, in pariglia c'è Capitan De Gleris avanti a Chames dei Greppi a 200 metri dalla conclusione. Crown Stecca e Cosmos del Ronco alle prese, avanti a Cabras di Casei e Capitan De Gleris. Passa Cosmos del Ronco che si allontana da Crown Stecca, largo Capitan De Gleris. Cosmos del Ronco che regala il doppio in giornata a Filippo Monti, al secondo è Capitan De Gleris, al terzo al largo Chames dei Greppi. 29,4 a chiudere, 1,14,3 il ragguaglio cronometrico. Cosmos del Ronco, Filippo Monti per il training di Lorenzo Baldi, i colori del signor Francesco Feliciello, successo del figlio di Julius del Ronco, servito anche dallo schema che nel finale si allunga disinvolto vincitore su Capitan De Gleris, che coglie il secondo posto e dovrebbe essere Chames dei Greppi al terzo, arrivando all'esterno.